Iniziative, i progettualità sono tante, partono da quelle sicuramente legate al tradizionale inserimento lavorativo tramite i nostri SIL all'interno delle aziende sanitarie, ma poi anche attraverso tantissime altre progettualità che noi definiamo progettualità innovative, sperimentali, che escono un po' dall'alveo tradizionale ma che oggi sono molto apprezzate, dove il mondo del terzo settore, in particolar modo la cooperazione sociale, diventano fondamentali, sono gli interlocutori principi da questo punto di vista. Accanto a questo ci sono poi delle delibere che sono state fatte sull'occupabilità, che cercano di mettere in campo progetti, come dicevo, innovativi e sperimentali, e quindi danno anche una possibilità di lavoro, come anche tutto quello che è legato al mondo delle fattorie sociali. Noi stiamo aggiornando la legge regionale e inserire all'interno della legge regionale anche la possibilità di inserimento lavorativo per quanto riguarda le persone con disabilità. Tutto questo credo che oggi diventi più attuale che mai con la riforma quadro nazionale sul tema della disabilità e con il decreto 62, che è quello legato al progetto di vita. Quindi noi saremo chiamati a costruire un progetto di vita sulla persona, cercando di mettere insieme tutte le varie questioni, quindi sicuramente la parte sanitaria, la parte sociale, la parte sociosanitaria, ma anche la parte lavorativa, abitativa, la parte legata al mondo ricreativo, culturale e sportivo, e sappiamo quanto il lavoro in tutto questo diventi fondamentale. Il lavoro perché non è solo un principio, una questione etica, morale, sancita dall'ONU, da quella che è appunto la Carta dell'ONU, ma è una questione insomma di dignità, di riscatto, ma di vera inclusione sociale.